Sabato 3 agosto all'Hotel di Cortina d'Ampezzo si è tenuto A Qualcuno Piace Caldo, un evento dedicato agli aspetti della seduzione, con una performance live di bon ton burlesque, a cura di Eva Debé. Quest'estate Elisabetta Dotto ha scelto per i suoi ospiti di privilegiare tutti gli aspetti del bien vivre, coinvolgendo partner d'eccellenza del mondo della moda, del gioiello, dei profumi e della nightlife, con questo spettacolo dedicato a Marilyn Monroe, icona della femminilità. La seduzione nel turismo potrei dilungarmi parecchio, però questa sera ho voluto fare un estratto, ho voluto fare una sintesi di quella che è per noi un'arma positiva per attirare persone che vengono nella nostra splendida località. Cortina è patrimonio mondiale dell'UNESCO, ci sono le montagne più belle del mondo, le piste più belle del mondo, dei paesaggi mozzafiato. Non basta perché il turista maturo oggi ha visto sicuramente bellissimi posti di montagna, ha visto mari tropicali, ha già visto Venezia 3 volte, anche chi viene da molto lontano va, per così dire, sedotto. Cosa vuol dire sedurre nel turismo? Vuol dire parlargli, scrivergli e infondergli un qualcosa che colpisca la sua emotività. La scelta di una vacanza, la scelta di un luogo turistico è sempre più istintiva, emozionale. Il cliente è diventato infedele perché cambia molto, perché è capriccioso, perché vuole molte cose, e noi cerchiamo di captare con il nostro prodotto, facendo delle camere romantiche, facendo delle camere seduttive, o comunque creando un prodotto turistico che possa sempre essere all'altezza dei nostri ospiti, che sono molto esigenti, e nella competizione globale mondiale abbiamo dovuto proprio porci come si pone l'innamorato con l'amata e viceversa. Per catturarlo bisogna offrirgli di più, essere prodigali, essere generosi. Ecco che accogliamo con le bottiglie di prosecco e champagne in camera, la frutta fresca c'è sempre, c'è il cioccolatino che spesso è un bacio perugina. Cioè, amiamo i nostri ospiti. Non è solo un discorso di fare business, ma è un discorso di dire vieni da me perché c'è qualcosa in più. Spesso e volentieri viene scelto un albergo piuttosto che una località piuttosto che un albergo. La seduzione entra in tutti i paesi del mondo. Noi italiani siamo bravi a svalutarci perché abbiamo il paese più amato del mondo e riusciamo a fare, tra virgolette, dei numeri negativi. In realtà gli ospiti stranieri adorano la nostra cucina, adorano il nostro Italian style, adorano i nostri beni culturali, vorrebbero venire da noi molto di più, a volte glielo impediamo. Però sono sedotti. Gli articoli e i titoli dei maggiori giornali mondiali, e vi ho portato degli esempi, parlano di come l'Italia seduca e sia riuscita a sedurre gli ospiti. Tour della Giordania, emozioni, seduzioni mitiche, Lanzarote, la natura che meraviglia e seduce. In realtà questo è l'estero, ma ci sono anche molti meno italiani all'estero e molti più stranieri in Italia. Prendiamo l'esempio del Friuli Venezia Giulia, che punta tutto sui colori seduttivi di Giambattista Tiepolo e Paolo Veronese. L'ha appena chiuso una mostra, per così dire, seduttiva, una nuova iniziativa del rilancio turistico della Basilicata che recita Seduzioni in viaggio. Vicenza ha sedotto la Cina, la Puglia seduce gli Stati Uniti. L'assessore comunale del turismo di Napoli definisce Napoli una donna, seduce, delude ma lascia il segno. E che dirvi di Torino? Torino è riuscita, vi porto appunto esempi positivi di seduzione nel turismo, Torino è riuscita a sedurre congressisti di tutto il mondo, battendo la concorrenza mondiale di Amsterdam, Oslo, Parigi e Londra, oltre che Venezia, Roma e Firenze, che sono città forse meno virtuose dal punto di vista turistico. Torino è riuscita a prendere per il 2013 il congresso europeo dei sociologi, il congresso mondiale delle camere di commercio nel 2015, e nel 2016 a Torino si riuniranno i maggiori architetti di paesaggio mondiale. Allora, questo come ha fatto Torino? Torino ha sedotto, proprio nel vero senso della parola, ha sedotto con un love marketing, con un marketing tutto impostato sull'emozione, oltre ad avere infrastrutture e capacità territoriale non indifferenti. E quindi io trovo nella competizione turistica, ho trovato negli ultimi anni, appunto lavorando nella competizione turistica,
quasi una competizione amorosa, cioè noi quando ci poniamo al telefono, scriviamo una mail ai nostri ospiti, cerchiamo di scrivergli in modo molto affettuoso, perché io ritengo che quando una persona passa per una località deve essere veramente accolta, e l'accoglienza è una grande arte. L'accoglienza sembra una parola semplice, ma per farla veramente bisogna essere capaci. Concludo con due esempi. In albergo non ci si sente mai soli, oggi l'evoluzione familiare ci porta a fare vacanze da soli, ad essere non accompagnati, eccetera. Una camera matrimoniale è sempre il benvenuto che noi diamo con le nostre strutture, e tanto per dirvi, una persona molto sola ma di grandissimo talento aveva scelto di vivere in albergo, che è Coco Chanel, viveva a Ritz e poi gli hanno appunto dedicato anche la suite. Vi faccio questo esempio per dirvi quanto una persona possa sentirsi, tra virgolette, sedotta e amata pur essendo sola in un albergo. In albergo non ci si sente mai soli di noi, quindi combattiamo molto solitudine e dolore, perché riteniamo di poter dare dei contenuti importanti. L'ultimo esempio globale di seduzione ce l'ha data Trivago in uno spot televisivo molto interessante. Allora, Trivago, il portale di prenotazione online, per vendere prenotazioni online ha messo in scena un piccolo filmato in cui un uomo e una donna vivono un momento di seduzione arrivando in albergo. Arriva questo businessman vestito appunto con la tenuta business, la valigetta, il telefonino collegato alle cuffiette, completamente assorto nei suoi report mensili o triennali. Entra nello stesso momento una ragazza rock con un abbigliamento molto informale, molto di moda, mini short e cuffiette collegate con la musica. Entrano nello stesso albergo, hanno prenotato con lo stesso portale, salgono in ascensore, si guardano, scatta la scintilla e Trivago fa la sintesi di questi due mondi completamente diversi, che vivono un momento di seduzione dove in un albergo come in un ascensore, perché non si sa, sono due persone completamente diverse che non si stanno ascoltando ma restano, per così dire, sedotte da che cosa? Dall'incontro, dalla sorpresa. E Trivago, che è un portale di fama mondiale che si sta pubblicando, cosa fa per vendere? Non fa vedere qualcuno che batte al computer, ma fa vedere un attimo di seduzione, quindi sul turismo è seduzione. In questo momento è necessario sedurre, ma sedurre con emozione, con passione, con amore. Parlo della moda, per quanto riguarda la moda, la scelta di un abito, perché si sceglie un abito? Prima si è sedotti per poi essere seduttori, e comunque in ogni caso seduzione è questione di secondi, si sceglie quel capo o quell'oggetto, quell'abito per mantenerli nel tempo, perché si pensa che così possano esaltare la propria personalità, e comunque ci si vuole bene, ci si sente desiderati, e la cosa principale è appunto volersi bene e trasmettere agli altri emozioni. La donna poi può pensare di essere un giorno femme fatale oppure geisha, mai banale, mai noiosa, sempre dare qualcosa, sempre avere quel pizzico di inusualità, di abbinamenti diversi, mai scontati, ma nemmeno fuori luogo. Per esempio scegliendo un abito di alaya, oppure che non è mai volgare, oppure la scarpa col tacco. Pensate che la scarpa col tacco non avremmo mai immaginato, ma già dal 500 Leonardo da Vinci l'ha fatta mettere a Mona Lisa perché così sembrava più slanciata. Poi negli anni 50 Dior ha disegnato il primo tacco a stiletto, e nel tempo sappiamo che la scarpa col tacco è amata, odiata e comunque sempre così. Forse la scarpa sempre curiosità, ecco, forse la scarpa è l'elemento che più può suscitare questa cosa, questa curiosità. E comunque ecco, l'emozione è la cosa fondamentale, è
quello che serve a tutti nella vita di ogni giorno, per qualsiasi cosa, per qualsiasi occasione, no? Anche e soprattutto oggi credo nella propria attività, nel proprio nella lavoro. propria attività è necessario dare qualcosa di sé, non qualcosa di sé, tutto di sé, il massimo di sé. E ci si impegna sempre di più e vediamo che la cliente o chi ci ama, chi ci viene, apprezza questo e percepisce questo valore aggiunto che cerchiamo di dare, che è proprio la passione, e continuo a ripetere sempre l'emozione, la seduzione per quello che noi presentiamo. Per me è molto facile parlare di seduzione perché ovviamente il gioiello seduce la donna, però in questo caso parlerò dell'uomo e non della donna, perché effettivamente l'acquisto del gioiello è fatto soprattutto da parte dell'uomo per sedurre la donna, perché da sempre il gioiello è simbolo di potere, di apprezzamento. E vi dirò anche una cosa in più, che i gioielli non sono scelti, ma obbediscono in modo pressoché esclusivo al nostro gusto soggettivo e alle norme nostre soprattutto. Fin dai primi tempi remoti, il gioiello sono stati l'espressione dei nostri desideri più intimi e dei nostri bisogni più profondi. Il talento dei gioielli sta praticamente nel trasformare questi sentimenti in opere d'arte che servono per ornamento alla donna soprattutto, e rendendo il corpo ancora più bello e più prezioso, perché tutto ciò che è prezioso diventa più bello. Questa è solo una parentesi, che è la storia del nostro gioiello, che non è una cosa, un dettaglio, ma deve essere una cosa molto preziosa. Oggi è stato un po', tra virgolette, svalutato. In realtà io vengo da un'esperienza molto profonda, che è la casa La Maison di Cartier, ed è una delle case più importanti secondo me al mondo di gioielleria, dove ci insegna soprattutto cosa vuol dire la storia del gioiello. Ed è per questo che dobbiamo amare i gioielli, secondo il mio punto di vista, perché è un dono con grandissimo valore, qualsiasi valore esso sia, perché viene da uno studio, viene da una storia e viene soprattutto da un elemento prezioso, qual è l'oro e quali sono i diamanti. Oggi, da quello che so, l'icona di presentazione della seduzione è Marilyn Monroe. Se a qualcuno piace caldo abbiamo deciso di... Esatto. Chi meglio di lei ci insegnò che il miglior amico delle donne è il diamante. E perché questo? Perché il diamante ha un significato ben preciso. È una delle pietre più dure al mondo, ma più fragile al mondo. Come lei, era una donna molto espressiva, ma molto fragile e soprattutto brillante. E questo è il motivo per cui lei scelse proprio il diamante, una delle pietre più preziose al mondo. E io apro e chiudo un po' questa parentesi perché tutto sommato è l'uomo che spesso seduce con il gioiello, conquistando la donna. Allora, io ti vorrei chiedere una cosa però, poi dimmi tu se sbaglio. L'acquisto del gioiello è tradizionalmente fatto come dono dall'uomo verso la donna, oggi forse però anche una parte di donna che acquista per sé, come regalo, come segno d'amore, possiamo dire, di stima a se stessa. È un'espressione che la donna oggi ha di sentimento e di libertà soprattutto. La donna inizia a acquistarsi il gioiello per sé, soprattutto scegliendo sulle caratteristiche personali della persona, quale può essere Marilyn Monroe, la icona della seduzione, ma la Grace Kelly, l'icona dell'eleganza, di essere una donna raffinata, o la trasgressione, come possiamo vedere la cantante Madonna che indossa dei gioielli bellissimi, costosissimi, ma trasgressivi, perché dimostra il momento sacro, perché ha sempre su gioielli sacri. E questa è la donna moderna, la donna che può essere mille tipologie, però oggi è cambiato, la donna si veste moltissimo da sola ai gioielli, per segno di libertà, di espressione di indipendenza anche economica, ovviamente, e soprattutto indipendenza sociale. Questo è vero. La donna ha fatto un passo di conquista, tra virgolette. Però non dimentichiamoci che il valore del diamante, che è stato quello del simbolo di fidanzamento e di eternità, e infatti si dice si regala un diamante per sempre,
La storia ci insegna che nel 1969 Richard Burton regalò a sua moglie Elizabeth Taylor il diamante più bello al mondo. In quel momento era di 69 carati e 42, per dedicare a lei non solo il valore del diamante, ma bensì l'immensità dell'amore che provava per quella donna lì, e conquistare il suo tempo, perché quando si dice un diamante per sempre vuol dire che vuoi conquistare il tempo per sempre con lui. Parlare di seduzione nella notte, come dicevo prima, è normale, sono due persone che entrano in un locale, come può essere il VIP in questo caso, perché devo portarla con il mulino in questo senso, chiaramente, per cui atmosfera sicuramente d'altro tempo anche, un'atmosfera particolare, non è certamente il locale di tutti i giorni, perché è un locale, chi lo conosce o chi non lo conosce, è un locale prettamente in legno, sembra quasi un rifugio a bassa quota, lo chiamerei io a volte, tra le altre cose, per cui luci soffuse, un buon pianoforte, gran bella musica, e quella è importantissimo, un ristorante apprezzato anche peraltro, per cui lo stesso piatto presentato in una certa maniera, quella è già seduzione di questo stesso. Due persone che si incontrano, che vengono a cena, occhi che si incontrano, una scintilla che nasce, è chiaro che lì ecco che esplode la seduzione, esplode tutto, sicuramente la donna, che è molto brava in questo, conquista il partner e nasce la storia, nasce a Cortina però. Dobbiamo sapere che nasce a Cortina, la Cortina già è una perla, è una regina delle Dolomiti, qui è donna fondamentalmente. E poi prosegue la serata.